Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Siamo pronti, come sempre, siamo pronti tutte le settimane ad iniziare una nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno ascoltatori. Buongiorno, benvenuti. Che piacere ritrovarvi, come sempre. Dopo 7 giorni ci si ritrova, Noi siamo orgogliosi che voi ci guardiate. Ma noi siamo felicissimi anche di essere qua, perché ci divertiamo. Proprio. Lo diciamo sempre che ci divertiamo un sacco a fare questa puntata. Detto questo, Vuoi che iniziamo subito? Sì, perché abbiamo tanta carne al fuoco. Dai. Allora, i titoli di oggi: Amazon. Va bene? Siccome tu c'hai una cosa in testa e le famose Amazzoni erano donne. E allora c'ho il panino. Qua, dopo per decenza non diciamo cosa in testa, ma l'avete capito tutti. Mi veffi la tosse, guarda. Amazon. In Polesine. Polesine hai detto giusto. In Polesine, vai. Ma manca lo... dimenticavo, sorry. Oramai lo aspettiamo. Scusa. Poi, Polesine Gourmet. Dopo te lo dico. Dopo me lo dirà. Zez, questa sconosciuta. Sembra una malattia, invece non è una cosa che fa grattare un po', no? Forse. Vabbè, dai. Allora, Gasparini, sindaco di Loreo, presidente del parco. Con chapeau. Ecco, chapeau veramente, in anteprima. E poi screening medici in Polesine. Questi sono i titoli di oggi che andiamo a affrontare all'interno di Made in Polesine. Noi ci sentiamo tra pochissimo per iniziare. Allora, siamo pronti per iniziare la nuova puntata di oggi dopo il nostro intervento preliminare, come sempre, quello che dà proprio inizio alla puntata vera e propria di Made in Polesine. Con gli effetti speciali, anche con gli effetti speciali e via, tutto quello che ne consegue. Primo titolo: Amazon in Polesine. No, guardavo foglio riciclato, no, siamo sempre quelli. Sì, ma si poteva anche non far vedere, sì, insomma. No, te lo meriti. Allora, Amazon in Polesine. Dai, sentiamo un po'. Per chi passasse per la Transpolesana, andando verso Verona, all'altezza di San Bellino, prima di Badia, caspita, io sono rimasto folgorato sulla via di Damasco come qualcuno, c'è la grande costruzione di Amazon. 5 piani da 50.000 metri ciascuno, 250.000 metri quadri di magazzino che sarà probabilmente operativo in aprile. Che dire, grandissima opera, grandi speranze anche su quello che potrà produrre e dare di valore aggiunto al nostro territorio. E lo scopriremo solo vivendo se sarà una grande cosa o se però metterà ancora di più in ginocchio i nostri commercianti. Però caspita, vedere queste strutture, io non so se vi capita di guardarlo su Made in Polesine, la nostra pagina e il nostro gruppo, vedete effettivamente che è impressionante, una cosa grandissima. Ma non solo, è attaccata a il parco fotovoltaico di San Bellino, che fino a poco tempo fa, non so se è stato superato da poco da un gruppo polacco, era il più grande parco fotovoltaico di tutta Europa. Che dire, innanzitutto, come ripeto, resti a bocca aperta, nel senso che io ci sono passato di mattino e sono rimasto folgorato, di sera tornando indietro con le luci accese, di più. Impiegherà 2000 persone, 2005 nei momenti topici, sai, Natale e altre cose, quindi sarà veramente un grande volano per la nostra economia, perlomeno per l'economia polesana. Bisognerà vedere nell'economia nazionale quanto porterà via, perché poi non è l'unico magazzino importante di Amazon in Italia. Ce n'è uno a Piacenza, che era anche questo uno dei più grandi, ce n'è uno in un'altra parte d'Italia che non so dove, e quindi il commercio, l'e-commerce, che sta sempre di più avanzando, forse metterà sempre di più in difficoltà i nostri commercianti. Cos'è che potremmo dire noi da osservatori e da piccoli divulgatori di notizie? Bisognerebbe che i nostri commercianti, i nostri artigiani, le nostre industrie potessero lavorare ad armi pari, lo diciamo sempre, ma fin quando che Amazon, Google e altre cose hanno la sede in paradisi fiscali o in zone dove si paga meno tasse, dove c'hanno l'IVA al 3%, e tutto, noi non riusciremo mai a superarli. Esatto, sì. Non fosse altro per l'IVA al 22%,
Ma volevo fare Dimmi. un altro link per quanto riguarda l'IVA. Allora, stanno facendo tutte queste battaglie qua per non crescere l'IVA. Crescetela perché se no non crescete l'IVA e aumentate altre tasse, si capì. Si dice che il governo sta divulgando, sta propagando che non c'è stato aumento delle tasse, però ma se il sacrificio era crescere l'IVA, sembra che non sia così, però no, appunto, ci sono stati balzelli talmente importanti, talmente che peseranno sulle nostre economie, proprio per non aumentare l'IVA. A questo punto aumentatela e siamo a posto. Siamo a posto, ma chi siamo noi? Tanto lo sappiamo che alla fine va a finire così. Da qualche parte questi 23 miliardi devono saltare fuori e quindi e poi, vedete che alla fine di tutto poi aumenteranno anche l'IVA, quindi avremo esatto. sia una cosa che l'altra. Vediamo, e poi mancherebbe solo questo e così chiudiamo il cerchio. Ma questa è un'altra storia. Dai, ci sentiamo tra poco qui, naturalmente su Made in Polesine. Siamo rientrati e siamo pronti a continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Molto molto interessante quest'oggi, abbiamo dei titoli straordinari. Sì, proprio veloci. Proprio da botto. Il prossimo, Polesine Gourmet, cosa vuol dire? Allora, Polesine Gourmet perché domenica, anzi sabato, domenica e lunedì, chiuso lunedì questa settimana, c'è la Golosaria a Milano. Golosaria è una manifestazione itinerante in varie parti d'Italia, diciamo che la manifestazione più importante e più seguita è quella di Milano e c'era organizzata oppure patrocinata dalla Regione Veneto e anche dall'ente Delta Parco, c'era una serie di nostri ristoratori presenti e io c'ero. C'ero anche perché c'era mio figlio, sì, anche che insomma, doveva fare qualcosa. Era un po' di parte, insomma. Cuore di ragazzo, babbo, sì. Però due considerazioni. Innanzitutto che secondo me se il Delta crescerà sarà anche e soprattutto merito di questo turismo gastronomico che stiamo veramente impostando. Onore al merito le 8 aziende che c'erano solo un ufficio, c'era un ristorante, c'era un produttore di liquori, eccetera, quindi veramente variegato e tra l'altro ho scoperto cose che non sapevo di queste aziende che sono molto quotate fuori per la serie Nessuno è profeta in patria, ma che comunque sono conosciute a livello italiano, questo chapeau appunto ai presenti. E quindi questa qua è una strada da continuare, da seguire, secondo me è importante incentivare, secondo me, sempre ripetendo il secondo me, se ci impostiamo la nostra arte culinaria su roba di qualità, non quindi da osteria da 10 euro a sera, ma di alta qualità, potremmo avere una marcia in più. Bene. 3-4 sono le cose che ci mancano. Primo, la ricettività, perché è vero che ci sono pochi alberghi, tra l'altro non c'è neanche la capacità in un albergo unico di avere 2 corriere, nessun albergo dei nostri può assorbirle. E poi dall'intervista che ho fatto è vero, nella comunicazione c'è un grande buco nero, non viene molto, l'abbiamo sempre detto 1000 volte, a differenza dell'Emilia Romagna eccetera, noi siamo un pochino più indietro da questo punto di vista, quindi se riusciamo a superare questo gap possiamo crescere di molto. E come diciamo, tiriamocela un po', perché insomma le capacità ce l'abbiamo, basta mettere un po' in atto. Abbiamo forse una mentalità che ci vede un po' come dire sopperire a quello che noi sono siamo sempre low profile, vogliamo sempre basso. Esatto, sì. Qualcuno ha detto vogliamo basso perché siccome quando volevamo alti c'erano degli uccelli negativi che ci colpivano, volando basso il padulo non ce la fa. Insomma, però tiriamocelo un pochino di più. Poi ci sono altre conseguenze poi. Vedi? Bravo. Vabbè. Dai, allora ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Siamo pronti? Sei pronto? Sei pronto per continuare? Sì. Allora, terzo titolo di oggi, quello che andiamo ad affrontare, parliamo di Zez, questa sconosciuta. Cosa vuol dire Zez? Allora, perché detto così, insomma, lo Zez, poi è un po' fatica. Sì, io poi a me manca la Z, quindi faccio ancora più fatica. In una discussione parlavo che c'era un progetto di fare Porto Levante in zona franca come di Vigno, che secondo me porterebbe un turismo straordinario, però qua ci vuole la capacità politica e anche la volontà politica di farlo. Però ci dicevano, guarda che c'è uno strumento che si chiama ZES, che era nato per aiutare le zone del meridione, però l'Italia, per una delibera nazionale, il Veneto in particolare, il Polesine, essendo zona
nell'arco del Veneto la più dimenticata dagli uomini da Dio, potrebbe anch'essa accedere, perché ci sono dei contributi per le tasse, sarebbe veramente per noi un non toccasana, di più. Ricordando che 8 zone ZES in Polonia hanno portato un aumento del 12% del PIL in Polonia. Quindi capitasse qua da noi, innanzitutto spieghiamo dov'è. Se fosse fatto qua in Veneto sarebbe sulla parte diciamo frontaliera del Po, da Polesella fino a Bergantino, quindi noi non ci cascheremo dentro, ma siccome abbiamo detto anche nel primo step Amazon che mette 2000 posti di lavoro, ne gioviamo tutti, cioè nel senso che più posti di lavoro ci sono, e questa ZES avrebbe l'opportunità di portare molte aziende nel nostro territorio, ricordando che tra l'altro la Transpolesana abbastanza poco sfruttata è un grande toccasana, perché congiunge Verona, congiunge le autostrade, è molto vicina, ci sono insediamenti importanti, ci siamo già persi tra l'altro l'Ikea per una questione proprio politica e di beghe interne del comune di Arco Polesine. Quindi se si riuscisse ad accedere alla ZES sarebbe una cosa importante. Molto importante. Certo. Qua casca però il problema. Dai, il problema qual è? Il problema è che la ZES deve essere approvata entro il 31/12/2019. Mancano praticamente 2 mesi. La vedo brutta, ma sarebbe tutto pronto. Cioè, io lo dico perché è giusto sottolinearlo. L'unico che vedo che si sta muovendo è il sindaco di Polesella, Reito. Tutti gli altri non se ne parla. Sono chiare. Forse il presidente della Consvipo ho visto qualche articolo importante, qualcun altro sicuramente, però dovremmo essere tutti, ma tutti, e dire dai. E invece no. Io tra l'altro, visto che me la voglio anche tirare, non sapevo neanche cos'era la ZES, quindi fino a veramente a 10 giorni fa. Quindi siccome le prerogative per far crescere il nostro territorio ci sono, siccome che i soldi ci sono in Europa o no, ogni tanto sfruttiamoli. E invece niente. Quando c'è la possibilità nessuno poi si muove. Niente, come diciamo noi in dialetto. Hai detto niente proprio. No, perché quando mi arrabbio parlo in dialetto. E così ti catti meglio, vero? Vabbè, dai. Dai, ci sentiamo tra poco per continuare in Made in Polesine. È finalmente una bella notizia questa che stiamo per dare, naturalmente su Made in Polesine, anche se abbiamo già anticipato con i nostri titoli, perché Gasparini, sindaco di Loreo, è stato eletto presidente del Parco del Delta. Insomma, questa è sicuramente una bella notizia, anche perché Gasparini, tra l'altro anche un mio amico, insomma, lo conosco molto bene, faccio i complimenti per questa ulteriore incarico, veramente se lo merita, dai. Allora, innanzitutto, come dici tu, complimenti. Gasparini o Gasperini? Gasperini. Con lei, Gasperini. Oltre che lo conosciamo, abbiamo avuto occasione più di una volta di intervistarlo, persona disponibilissima, certo. E ci fa piacere che finalmente non ci sia più il commissario del parco, ci sia un nostro rappresentante che conosce sicuramente il territorio, eccetera. Quindi chapeau. Ti dirò che comunque l'elezione di Gasperini è stata abbastanza un fulmine a ciel sereno, non se l'aspettava nessuno, perché da voci di corridoio si parlava che in lizza c'era da una parte Pizzoli e da una parte Mara Veronesi, sindaco di Portotolle, sì, e sindaco di Portoviro. E addirittura, dicono i ben informati, dicendo un po' di retroscena che ho captato perché ero seduto vicino a un tavolo di nostri governanti, e che parlavano, siccome c'è ormai la parabola, ascoltavo tutto. Sì. Che tra l'altro quando Mara Veronese, che era ormai deciso che doveva essere lei la presidentessa, ha saputo che è stato eletto Gasperini attraverso appunto la firma di Zaia, eccetera, attraverso i giornali. Lei non se l'aspettava. Vedi? Infatti c'è un po' di malumore, un po' di malessere. Vabbè, però questo problema loro, a noi fa piacere che ci sia Gasperini, che, come ripeto, stimiamo come persona, stimiamo come sindaco, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo visto anche in movimento e a lavorare, e a noi fa piacere che lui sia diventato il presidente del parco. Ne siamo un po' tutti contenti. Facciamo un appello al nuovo presidente: faccia crescere il nostro parco, ci sono i presupposti perché diventi una cosa straordinaria, si mette in competizione con l'Emilia Romagna e dobbiamo noi essere più bravi.
Almeno ci proviamo, dai, bisogna esserlo assolutamente, proviamoci, ma sicuramente ce la faremo, dai, va bene. Quindi chapeau al nuovo presidente del Parco Delta, appunto il sindaco di Loreo Gasperini, da parte di noi, tutto lo staff di Radio Diva e anche di Medi Polesine, ovviamente. E come dice quello qua, sindaco, si ricordi degli amici? Ciao sindaco, ci sentiamo tra poco per l'ultimo argomento di oggi. Ultimo argomento di oggi della puntata di Medi Polesine, e parliamo a questo punto delle screening medici in Polesine a questo punto, no? Perché è una cosa molto importante, insomma, visto che è una realtà nostra locale, quindi la vogliamo valorizzare. Ecco, c'è un'azienda che si chiama Medica Portoviro / Medica Taglio di Po, un'azienda in comune con 2 sedi, una a Taglio di Po appunto, una a Portoviro, che da 10 anni cresce sempre esponenzialmente, straordinaria. Noi conosciamo bene Mirko Pedon, la sorella eccetera, abbiamo visto come lavorano, sono bravi, però questa non è piaggeria. Ci fa piacere sottolineare che sabato per esempio c'è stato uno screening per chi ha delle patologie per la tiroide, per capire, gratuito tra l'altro, 72 persone che hanno potuto accedere a queste visite gratuitamente, e a noi ha fatto piacere anche essere presenti, perché sono cose importanti. Tra l'altro la patologia della tiroide è una delle più frequenti nel nostro territorio. Questo è fatto con dei medici dell'Università di Pisa, quindi una qualifica molto importante. Ho avuto il piacere di intervistare uno dei responsabili e chiedendo: ma abbiamo un'incidenza particolare nel nostro territorio, siccome voci di corridoio dicevano che un insediamento industriale importante di una multinazionale italiana che è a Polesine Camerine, ma di cui non possiamo dire il nome, però poteva essere la causa di tutti questi tumori eccetera. Lui ha detto: guarda, non ci sono studi per questo, non possiamo assolutamente dirlo o meno, però sappiamo che veleni nei terreni, versamenti di materiale inquinante nell'acqua eccetera eccetera sono veicoli importanti per queste patologie. E quindi, facendo i complimenti a Medica Taglio di Po Portoviro, facendo complimenti all'interesse che hanno per la salute dei polesani, però vorremmo che tutti noi cittadini sorvegliassimo se nei nostri terreni, io il sospetto ce l'ho, sono 4 anni che facciamo sto programma, ogni tanto lo diciamo, però qualcuno ha bagliato dei soldini facili, sicuramente dei nostri agricoltori nei loro terreni hanno sversato un sacco di robaccia. Se qualcuno ne sa qualcosa, sappiate che non è l'omertà non paga, è meglio che lo dica qualcuno, magari in forma anonima, però dobbiamo sorvegliare, dobbiamo tutti farci sceriffi di questo, perché è una cosa che purtroppo è nell'aria. Vabbè, detto questo, come complimenti a Medica Portoviro, perché veramente sta svolgendo un ruolo veramente molto importante. Bene, allora abbiamo esaurito l'ultimo argomento di oggi, tra poco i saluti finali. Pronti a concludere questa puntata di oggi di Medi Polesine. Ricordiamo come sempre i nostri media che ci trasmettono tutte le settimane, Radio Diva, Radio Colbero Vigo e Medi Polesine Web TV. A questo punto noi vi salutiamo, vi ringraziamo, ci sentiamo la prossima settimana. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Poi tra l'altro ci sono anche un po', c'è anche un weekend molto importante, nel senso qualcuno ne approfitterà anche per farsi un bel giro fuori porta, lo date piano, attenzione quindi dai, insomma, che la Romea è pericolosa eccetera eccetera. Molta attenzione, poi in questo periodo fa buio presto, poi sai, che tristezza. Io odio, adesso lo dico, odio l'ora legale. Ma cioè, quando ripristiniamo l'ora normale, arrivi alle 5 e mezza, 5 e mezza c'è buio, fra 20 esatto. giorni alle 4 e mezza c'è buio, no dai, malinconia totale. Vabbè, dai, comunque non parliamo di queste cose, ci sentiamo la prossima settimana. Lo facciamo il cantare, sì, dai, se no, se riesci a non intrigarti con 3, 2, 1, ciao a tutti. Ce l'ho fatta. Ciao. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.